Arta Terme Jet e Michela Rossi vincono questa prima tappa del Gentleman for Life 2022, ricordiamo in collaborazione con Aia Sport Onlus, che dopo presenteremo. Beh, Michela, parliamo di questo successo, ovviamente come hai detto vince una corsa importante e chiedo a te comunque un commento tecnico, e poi abbiamo visto anche l'allenatore che è Salvatore Valentino in premiazione. La cavalla era al top, aveva vinto 15 giorni fa a Firenze, aveva corso veramente bene. L'unico mio problema era l'1, perché lei non parte molto forte e alle volte sbaglia con i numeri molto bassi, però è venuto tutto bene. Ho trovato una pista ottima, veramente bellissima. Bologna è sempre Bologna, è come Cesena, no? Cesena ce l'ho nel cuore, ma Bologna è molto simile. Niente, la cavalla ha corso bene, la corsa, visto che era la prima tappa del Gentleman for Life, mi fa piacere averla vinta. Bene, ringrazio Michela Rossi. Michela, ti chiedo di fermarti qui perché adesso presenteremo appunto il progetto, quindi invito Isabella Benni, che è la presidente di Aia Sport Onlus, invito ovviamente il vicepresidente Michele Canali e anche il capitano a presenziare a questo importante momento. Isabella, presentiamo la vostra associazione e soprattutto il progetto che ricordiamo da anni che Ippogroup promuove, il Gentleman for Life. Sì, noi siamo un'associazione equestre dal 79 e ci rivolgiamo a un bacino di utenti dai 4 ai 65 anni, persone con disabilità cognitiva o anche in disagio familiare, comunque insomma. Come le persone di cavalli sanno, il cavallo è un animale che ti dà moltissimo, che aiuta moltissimo nello sviluppo anche dei bambini che hanno problemi, lavoriamo con l'autismo, con tante patologie. E questo progetto meraviglioso e la categoria Gentleman for Life si rivolgerà a 25 bambini che potranno avvicinarsi o continuare a fare l'attività equestre presso di noi, famiglie che possono avere appunto dei disagi, dei problemi e verranno quindi il ricavato ad aiutare appunto per queste lezioni che verranno date a questi ragazzini dal 22 per un anno, insomma un anno da settembre a giugno del 23. Niente, noi speriamo che il ricavato sia ovviamente e comunque vi ringraziamo in anticipo per l'occasione che ci date e anche per aver visto questo posto stupendo. Io sono bolognese, ma pur amando i cavalli fin da bambina, sempre andata a cavallo, ma ho sempre fatto solo equitazione, non sono mai data all'ippica, come si suol dire. È un posto bellissimo e molto emozionante. Tra l'altro so che non sei venuta da sola, quindi se vogliamo presentare anche la persona che è venuta con te, Bruna Morini, mi sembra giusto citare, ti chiedo di presentare un po' la tua attività all'interno di Aia Sport. Sì, io sono tecnico, prevalentemente mi occupo della parte sportiva, quindi porto i ragazzi disabili fuori in gara, sia con la Federazione Italiana Sport Equestre, sia con il circuito di Special Olympics. Ho 15 ragazzi che vanno abbastanza bene e poi seguo anche la parte col fisioterapista riabilitativa, così. Poi abbiamo tutte le altre colleghe, quindi abbiamo, come diceva la Presidente, un bacino molto grande. Essendo educatori, tecnici, psicologi, fisioterapisti, abbiamo un po' di tutto. Bene, grazie anche per aver illustrato nel dettaglio la tua attività. Ovviamente cedo la parola adesso a Michele Canali, vicepresidente, ricordo, di Ippogroup Cesenate. Michele, ti chiedo ovviamente di parlare di questo progetto. Come detto, anche quest'anno i Gentleman sono in campo per la solidarietà. Quest'anno abbiamo fatto questa collaborazione con questa società sportiva Aia Sport e abbiamo denominato il progetto La solidarietà vale 10, perché 10 è la cifra minima che un gentleman deve donare quando entra in pista prima di fare la corsa dedicata al Gentleman for Life, e 10 è il costo della lezione calmierata, perché ci sono
sono dei contributi per la famiglia che vuole far fare al proprio bimbo che ha problemi, che è disabile, una lezione di ipoterapia. Quindi credo che sia un progetto nobile, bello e come ha detto la Presidente, speriamo che ci siano molte corse con molti partenti per cercare di avere una cifra importante a fine anno. Grazie e ovviamente complimenti al Gentleman Club Emilia Romagna per questo importante progetto. Quindi dalla pista per ora è tutto, come sempre ultime foto di rito e poi la linea può tornare alla regia.